Ben incontrati cari amici, buon sabato 16 dicembre, sabato della seconda settimana di Avvento. Iniziamo il nostro incontro invocando il dono dello Spirito in quanto discepoli del Regno. O Spirito Santo, dono del Padre e del Figlio, illumina il mio cammino. Donami di accogliere l'invito di Gesù ad entrare nel suo regno. Fammi riscoprire la vocazione di figlio di Dio e di fratello di ogni uomo. Che il mio cammino quotidiano sia sostenuto e incoraggiato dall'esempio e dalla preghiera di Maria, la prima dei discepoli, la mite e umile di cuore, a somiglianza del suo Figlio e Signore. Amen. Leggeremo dal Vangelo di Matteo, al capitolo 17, i versetti dal 10 al 13. Ascoltiamo. Mentre scendevano dal monte, i discepoli domandarono a Gesù: perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Ed egli rispose: sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Così anche il Figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro. Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista. Questi discepoli che pongono queste domande a Gesù sulla figura di Giovanni il Battista e di Elia sono i tre, Pietro, Giacomo e Giovanni, che hanno assistito alla trasfigurazione di Gesù. È proprio scendendo dal monte dopo la trasfigurazione che loro pongono questa domanda. Avevano assistito alla scena di Elia e Mosè che parlano con Gesù e sono incuriositi attorno a questa parola che si dice su Elia: Elia deve tornare e poi verrà il Messia. Così dicono gli scribi, dicono i discepoli a Gesù. Che dici tu? E Gesù dice: certo che Elia verrà ad annunciare il nuovo Messia, ma dice: Elia è già venuto e questo nuovo Elia è Giovanni il Battista, solo che non è stato accolto. Piuttosto che accoglierlo, lo hanno rifiutato, lo hanno condannato, l'hanno messo a morte. E aggiunge Gesù, la stessa sorte capiterà anche al Figlio dell'uomo, al Messia che il Battista ha annunciato, e cioè a me. Anche il Figlio dell'uomo sarà oggetto di opposizione, di condanna, sarà messo a morte. In questo modo la figura di Giovanni il Battista va in parallelo a quella di Gesù. Quello che avviene con Giovanni avverrà a Gesù. Ciò che Giovanni vive è prefigurazione di quello che Gesù vivrà. Come possiamo notare, in questo tempo d'Avvento, soprattutto in questa settimana, la figura di Giovanni il Battista è ben presente nelle letture bibliche della Messa. È una figura alla quale vale la pena ritornare spesso, perché è esemplare dell'uomo di Dio fedele al compito ricevuto da Dio. Il suo compito era profetizzare meglio, preparare la via al Signore, annunciare colui che deve venire
indicare il vero Messia. Ebbe anche lui la sua difficoltà a riconoscere fino in fondo in Gesù il vero Messia. Gesù lo tranquillizzerà dicendo: valuta dalle opere la qualità del nuovo Messia. Magari non sono le opere che tu aspettavi, ma la misericordia, l'attenzione ai poveri, la giustizia sono le opere di cui Dio ha incaricato il suo nuovo Messia. È bello ritornare a questa figura di Giovanni il Battista come esempio, come modello di una fedeltà al compito che Dio affida a ciascuno. Come Giovanni è stato fedele alla propria missione, così ciascuno valuti il compito che ha nella vita e cerchi di essere ad esso fedele. È quello che io per me imparo da questo brano di Vangelo, ma soprattutto dalla figura esemplare del Battista. E con questo noi siamo arrivati alla fine della seconda settimana di Avvento. L'Avvento che quest'anno è un po' più breve, nel senso che certamente sono le 4 domeniche, ma dopo la quarta domenica già è Natale. Motivo per cui vale la pena vivere bene ogni giorno di questo Avvento più breve. E che il Signore ci benedica. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon fine settimana, buona terza domenica di Avvento e arrivederci alla prossima.